Giovedì 6 aprile 2023, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belluna, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM e dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno, Marco Crepaz vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulla prima pagina del Gazzettino, poi passeremo sulla prima pagina del Corriere delle Alpi. Il Gazzettino di Belluno che si apre con questo titolo a piena pagina: Olimpiadi, 1000 lavoratori in più. Ieri alla Luis di Belluno l'evento di Confindustria Dolomiti sui giochi del 2026 e l'evoluzione del turismo di montagna. Franco Lentini, esperto di ospitalità: è un'opportunità straordinaria, problemi però per la ricerca del personale. Nel convegno organizzato da Confindustria sul tema Cortina, le Olimpiadi oltre l'evoluzione del turismo in montagna, è emerso con tutta la sua emergenza il tema degli stagionali introvabili. È stato Franco Lentini, hospitality manager di Enro Sandira, a dare i dati. Anche Cortina abbiamo problemi a trovare lavoratori. A conti fatti, in vista delle Olimpiadi, tra alberghi che nasceranno, un nuovo ospedale e le altre realtà, ci sarà bisogno di personale stagionale per circa 1000 unità. È inderogabile il progetto di uno staff house. Il problema cruciale infatti è anche quello di garantire alloggio e servizi. Sempre dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno: INPS, personale insufficiente, servizi a rischio, protesta dei dipendenti costretti a portarci il lavoro a casa nel weekend. E sempre da Belluno: trova portafoglio e lo porta subito in questura, trova un portafoglio con 100 euro, patente e carte di credito, non ci pensa due volte, chiama la polizia e gli agenti riconsegnano tutto al proprietario. Check-in da Feltre a Belluno nel nome del commercio. I fratelli Sara e Didier Check-in, commercianti feltrini, portano la loro storia di successo in un momento in cui le difficoltà per il commercio sono all'ordine del giorno. Dimostrano che centrare un obiettivo imprenditoriale è possibile. Ancora da Cortina: polemiche sulla pista da bob. Massimico ribadisce si farà ronco. Le gare di bob, skeleton e slittino dei Giochi Olimpici Invernali 2026 si disputeranno sulla pista Monti di Cortina, rinnovata per questo scopo. È perentoria la risposta che Società Infrastrutture Milano Cortina rivolge alla osservazione della Commissione internazionale per la protezione delle Alpi. Foto di copertina: siccità ma in quota 1 metro di neve sotto la media, pioggia e disgelo, i laghi danno segnali positivi. Sul fronte idrico permane uno stato preoccupante, ma le piogge di metà marzo e il disgelo stanno dando un po' di respiro, allontanando per ora misure drastiche. Il Piave ha visto ridursi all'apporto pluviometrico del 48%, ma intanto i laghi migliorano. Occhialeria: aspettando la Safilo, oggi si firma il protocollo. La Wiltec Veneto tiene i fari puntati su Safilo, stabilimento che la proprietà ha deciso di smettere con i suoi 468 lavoratori, ipotizzando la cessione ad un'altra società, ma le trattative in corso non hanno dato ancora sbocchi, spiega Gregagnin, segretario generale Wiltec. La Safilo dice ha una responsabilità sociale, inaccettabile questa situazione. Intanto oggi sarà presentato un protocollo del settore dell'occhialeria. Pieve di Cadore, Bar Tiziano, nuovo bando, la Magnifica tenta il rilancio. E per quanto riguarda lo sport, ecco i richiami dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno. Afro Cortina, parliamo di hockey, a Salisburgo dentro o fuori stasera conta soltanto vincere. Calcio, Dolomiti Charlins, oggi il turno pre-pasquale al Polisportivo. E ancora Belluno, ecco il fotofestival alla città come un museo a cielo aperto. Questa dunque è la prima pagina del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso alla prima pagina del Corriere delle Alpi. Notizia, in questo caso in primo piano, dedicata al lavoro, occupazione. A Belluno no grazie, l'INPS non trova assunti. Il concorso nazionale riservava 11 posti in provincia, solo in 5 hanno accettato l'incarico. Presto un corso per diplomati, appello dei sindacati che partecipino i nostri. La foto di copertina invece è dedicata a Silvio Berlusconi. Paura per Berlusconi è grave. Il leader di Forza Italia in terapia intensiva per sospetta polmonite, stazionario e vigile. Altri richiami che riguardano il bellunese. Dalla prima pagina del Corriere delle Alpi: va a difendere 2 ragazzine, pompiere picchiato sul bus, l'uomo rimedia pugni e ceffoni, ferita la fidanzata, la polizia ha acquisito i filmati dalle telecamere a bordo e della piazza.
Registro crediti verdi, esulta De Bettin, ora regole semplici, e Belluno spende i soldi della figlia cieca e finisce in rosso, 3 anni al papà, da amministratore di sostegno tra spese e prestito bancario, l'uomo si è appropriato di 100.000 euro. Cortina, via i cantieri, l'ex colonia di Montagnana va battuta, vertice tra i sindaci e l'ANAS per avviare i cantieri delle varianti sulla Lemagna, va spostato il tracciato della ciclabile. Le storie del Corriere delle Alpi, ghiaccio artificiale per salvare i frutteti dal freddo intenso. I cannoni tornano a sparare di notte, non quelli della neve, ma i cannoncini dell'acqua puntati sulle piante da frutto che rischiano di bruciare a causa della temperatura che scende diversi gradi sotto lo zero. La patina di ghiaccio protegge fiori e i piccoli frutti. Accade in Valbelluna. Questa dunque è la prima pagina del Corriere delle Alpi ed entriamo al suo interno, come sempre breve panoramica riferita alle notizie di carattere nazionale e internazionale, poi proseguiremo con i fatti prettamente bellunesi. Siamo a pagina 2, l'approfondimento del Corriere in merito alla salute di Silvio Berlusconi. Berlusconi, la grande paura, questo il titolo, ricovero al San Raffaele in terapia intensiva per problemi cardiovascolari, nessun bollettino medico, visita di tutti i figli, il fratello Paolo è una roccia. E in merito alla condizione di salute di Silvio Berlusconi, ecco alcune dichiarazioni. Giorgia Meloni, la Presidente del Consiglio, un augurio sincero e affettuoso di pronta guarigione a Berlusconi, forza Silvio. Antonio Tajani, Ministro degli Esteri, Berlusconi parla ed è stato ricoverato perché non era stato risolto il problema precedente. Ignazio La Russia, Presidente del Senato, formulo i miei sinceri e affettuosi auguri al senatore e amico Silvio Berlusconi, ti aspettiamo in aula. In retroscena, la successione che agita Forza Italia, non dovevano stancarlo così, ora servirà un partito nuovo. Sgarbi sa di non potersi ricandidare, l'idea di una fondazione a suo nome. Pagina 4, gli effetti della crisi, carrelli svuotati, crolla il potere d'acquisto delle famiglie, per fare la spesa si intaccano i risparmi e si rinuncia a dolci, frutta e verdura, volano i profitti delle imprese europee, la BCE, gli aumenti sono ingiustificati, rischi da monitorare. Questa è la fotografia nel quadro nel quarto trimestre, il calo del potere di acquisto delle famiglie, meno 3,7%, la propensione al risparmio delle famiglie, meno 5,3%. Cala il potere di acquisto delle famiglie, vediamo appunto le variazioni congiunturali in percentuale, la scala a sinistra, e vediamo il livello in miliardi di euro alla scala a destra. Vediamo appunto, soprattutto in questo caso, un picco registrato nel 2020 e ancora giù nel 2022. Siamo al meno 3,7%. Altri dati, meno 4,9% la contrazione dei volumi di vendita degli alimentari nel febbraio 2023, più 42% la percentuale dei profitti delle imprese UE nello scorso trimestre. Gli italiani affamati dal carovita non hanno mai stretto così tanto la cinghia. America nella bufera, fatti di cronaca internazionale, un processo, troppi dubbi, dai documenti finanziari falsificati alla cospirazione per alterare il voto, il castello accusatorio messo in piedi contro l'ex presidente presenta molti punti deboli. L'avvocato Kellner, per incriminarlo serve un quadro nitido e chiaro del crimine. Ancora dall'estero, Putin e la guerra calda, lo zar torna a minacciare gli Stati Uniti e lancia esercitazioni nel Baltico. Zelensky, premier dell'Ucraina, a Varsavia per rafforzare il patto difensivo e fermare Mosca. Le sfide dell'economia, fatti che riguardano il nostro paese, asse Meloni-Sanchez su tempi del PNRR, scadenza oltre il 2026. La Premier incontra il leader spagnolo e confessa i timori sui fondi UE. Tra Roma e Madrid, sintonia anche sui migranti, più soldi al Nord Africa. Notizie adesso che riguardano il Veneto, la nostra regione, pagina 9, PNRR, ridistribuzione fondi impossibile, il progetto di Venezia non è coerente. Giavazzi, ex consigliere economico di Draghi, dirottare risorse dalle regioni del sud a quelle del nord non è percorribile, il piano Bosco dello sport non rispetta la misura che punta su rigenerazione urbana e riduzione del consumo del suolo. La politica del Veneto, figli dopo il cambio sesso, fertilità delle transessuali tutelata dalla sanità veneta. I LEA coprono solo le oncologiche, ipotizzata l'estensione anche per chi soffre di endometriosi. La richiesta è stata inserita nel progetto per il nuovo centro padovano per la transizione. Ancora dalla politica regionale, Fratelli d'Italia Lega ancora scintille, se Villanova vuole litigare ha sbagliato persona, io sono qui per lavorare. La replica di Soranzo, capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale, l'autonomia è stata approvata in tempi record e loro non ci credevano.
Sono stupito, con il Carroccio governiamo in molte regioni e stiamo facendo un ottimo lavoro al governo. Altra dichiarazione di Enoch Soranzo, capogruppo appunto di Fratelli d'Italia nel Consiglio regionale del Veneto. Nord-Est 7 infrastrutture su 10 senza ritardi, ma l'inflazione spinge i prezzi di oltre il 14%. I risultati sono inseriti nel rapporto 2022 dell'osservatorio OTI Nord. Sono 24 le opere che insistono sul nostro territorio. E adesso pagina 15, notizie che riguardano il bellunese. INPS in pochi vogliono venire a Belluno, diventeremo la succursale di Treviso. Saranno coperti solo 5 degli 11 posti assegnati. I sindacati, così non si riesce a smaltire le pratiche. L'INPS di Belluno rischia di esternalizzare i servizi se non sarà trovato il personale per garantire l'attività, una ricerca sempre più difficile visto che in pochi vogliono venire a lavorare nel bellunese. È partita ieri mattina con le assemblee sindacali e il sit-in davanti alla sede provinciale dell'Istituto di Previdenza la protesta con lo stato di agitazione da parte delle organizzazioni sindacali e dei lavoratori. La loro richiesta è legittima: rimpinguare l'organico. L'articolo a firma di Paola Dallanese vi aspetta a pagina 15. Ma sempre da pagina 15, diventare volontari ospedalieri, 5 lezioni organizzate da AVO, ascolto dei malati ricoverati e sostegno agli utenti del pronto soccorso. Pagina 16, il turismo vola ma il personale va fidelizzato e fatto crescere. Il convegno di Confindustria analizza il settore di montagna, le potenzialità ancora inespresse sono incredibili, raggiunti i livelli pre-pandemia ma la clientela è fortemente cambiata. Stranieri 2 investitori su 3, la parola chiave è sostenibilità, destagionalizzazione sempre più urgente, lo sci non è la priorità, serve un'offerta più completa per rispondere a tutte le esigenze. Anche di questo si è discusso all'incontro organizzato da Confindustria Belluno Dolomiti nella giornata di ieri. Pagina 17, De Bettin, il registro dei crediti dal carbonio è una svolta mondiale, ora regole semplici. Dopo l'ok in Senato, il presidente di DBA Group spiega la sua visione e partiamo in vantaggio. La provincia è già carbon neutral all'1,47%. Lavoro, corona in TV sul caso Safilo, l'azienda è già chiusa e i sindacati ci dissociamo. Non possiamo accettare nessun tipo di azione di macelleria industriale per quanto riguarda Safilo, nessun posto di lavoro deve essere perso. Sindacati sul piede di guerra dopo l'esternazione di Mauro Corona alla trasmissione Carta Bianca andata in onda martedì su Rai 3 in prima serata. Parole che riguardano il futuro dello stabilimento della Safilo di Longarone e che Corona dichiara di aver sentito dal sindaco milanista. Mi ha detto che la Safilo è praticamente già chiusa, che molti operai saranno presi da altre fabbriche mentre altri 150 dovranno essere sistemati. L'analisi a pagina 18, marzo caldo e con poca pioggia, siccità da moderata a severa. L'assessore Bottaccin commenta i dati ARPAV, mancano riserve di neve, i laghi sono però tornati a buoni livelli ad eccezione del centro Cadore. Ghiaccio artificiale per salvare i frutteti dal freddo intenso, la pratica per affrontare il calo delle temperature. Michele Nenz di Coldiretti, la natura si è risvegliata, dobbiamo difenderla. Ed ecco appunto, per chi ci sta guardando da Facebook o YouTube, la pattina di ghiaccio che salva i frutti dalle temperature più basse. E a proposito di temperature, colonnina impicchiata dal Cansiglio al Misurina, parliamo di meno 14,4 gradi, in questo caso registrato sul paludetto di Misurina. Il caso Fatti di cronaca cerca di proteggere 2 ragazzine sul bus. Pompiere preso a pugni da uno straniero. L'episodio è avvenuto martedì pomeriggio a bordo di un mezzo della Dolomiti Bus davanti al Duomo. Indaga la polizia. Acquisiti i filmati delle telecamere a bordo dell'autobus e in piazza Duomo. Brutta avventura per un vigile del fuoco bellunese preso a sberle i pugni da un giovane extracomunitario a bordo di un autobus di Dolomiti Bus. L'uomo stava cercando di proteggere 2 ragazze dalle avance pesanti dello straniero. Uova e colombe, bontà artigianali, i rincari dal 15 al 20%. Panifici e pasticcerie bellunesi espongono i loro gioielli capaci di conquistare ogni palato, cioccolato al latte o fondente, canditi, creme al pistacchio o al mandarino, ce n'è per tutti i gusti. Controlli NAS nelle mense ospedaliere, rilievi per 6.000 euro di multe, sotto osservazione le cucine interne e il catering aziendali a servizio dei malati, una piastrella rotta o la cappa che non funziona, 4 casi su 6 non a norma.
Notizia di spalle, bellunese muore a 41 anni per un male incurabile, dona il corpo alla scienza. Elisabetta Balzan era originaria di Madeago. Nessun funerale, Elisabetta Balzan aveva deciso di donarsi alla scienza e la sua famiglia ha rispettato la sua volontà. La 41enne, cresciuta nella frazione cittadina di Madeago, è morta lunedì scorso per un male incurabile, aveva solo 41 anni e la salma è stata trasportata dall'Agenzia di Onoranze Funebri nel centro di anatomia clinica dell'Università di Padova, dove sarà destinato all'insegnamento e alla ricerca per i medici e i chirurghi. La donazione del corpo alla scienza è diversa dalla donazione degli organi, che ha tutto un altro scopo e delle modalità diverse. È regolata dalla legge norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica, che è stato approvato il 29 gennaio 2020. Balzan era ospite di Casa Tua e 2, la struttura per i malati terminali dell'USL numero 1 Dolomiti, dove ha affrontato la malattia con la dignità e la riservatezza di sempre. Pagina 22, la sentenza, spese tutti i soldi della figlia cieca, condannato, 3 anni al papà, portò via 100.000 euro dai conti della ragazza mentre svolgeva il ruolo di amministratore di sostegno. Portò via 100.000 euro alla figlia cieca, Graziano Migotto era il suo amministratore di sostegno ed è stato condannato a 3 anni di reclusione per peculato e rifiuto di atti d'ufficio. Assoluzione per insufficienza o contraddittorietà della prova invece per i reati di abuso d'ufficio e autoriciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. Sempre per quanto riguarda fatti di cronaca giudiziaria, violenze in cella, mi trattava come moglie, un detenuto ha denunciato l'altro per i continui assalti fino a quello nel bagno, mi ha anche minacciato con delle lamette da barba. Il caso inseguiva il questore e lo inondava di mail, ma non c'è condanna. Passiamo a Feltre con pagina 23, rotonda provvisoria da oltre un decennio, l'impegno dell'ANAS per finire i lavori, l'intesa con il comune, l'assessore Bona, risolviamo un nodo critico al municipio progetto ed espropri, l'agenzia pagherà l'opera. L'intervento fa il paio con l'installazione di semafori intelligenti per la gestione dell'incrocio al Pasquer che sale a Zermen. Carabinieri, luogotenente Zardo lascia servizio attivo, il grazie dell'Arma. Sabato Dolomiti Beer Trail, volontariato in campo per 1200 atleti. Sempre dal Feltrino, la MON, una piazzola coperta e una bacheca in legno abbelliscono Arina. Il comitato della frazione ha realizzato i 2 manufatti. Tomasini, diamo al visitatore un bel biglietto da visita. E sempre dalla Mon, la cultura lamonese trova casa al Caglieron che diventa Bibliobar, l'inaugurazione ad Arina sabato 15 aprile. L'incontro ambiti territoriali sociali, l'azienda feltrina esempio per la gestione. Pedavena, scalinata della chiesa con le nuove luci a LED e ancora auto d'epoca, street food e sfilata di moda, piazza animata il 7 maggio dal Vintage Cars a Pedavena. Siamo sempre nel Feltrino, Monte Avena, la famiglia Giacometti riapre Malga Campon con l'agriturismo, debutto nel weekend di maggio, poi da giugno tutti i giorni, per le camere invece è probabile l'attesa fino al 2024. Sovramonte, bici elettriche a Croce Down e la prima baita con spa alle Laste. Il comune di Sovramonte ha approvato la variante urbanistica, sarà sistemata anche l'area attorno al monumento per Campagnolo. Corsetta dei Pasquetta, nel cuore della Val Canzoi, siamo a Cesio Maggiore, passeggiata ludico-motoria e Nordic Walking. Dalla Valbelluna, con pagina 26, Limana, via libera al completamento del sentiero di Dino Buzzati, la Giunta ha approvato il progetto del terzo stralcio dal Valpiana a Valmorel, l'assessore Alex Segat, pedoni e ciclisti saranno a distanza dalle macchine. E Lucci Limana apre la stagione nel ricordo di Ernesto Reolon, puntando alla sicurezza in bici. Andrea Longi a raccogliere il testimone dello scomparso presidente, una sessantina di partecipanti alla prima uscita lungo la sinistra Piave, come si può vedere da questo scatto. Longarone, servizio di fisioterapia al via, sabato l'apertura della sede alla Cittadella della Salute riprende l'attività il centro di riabilitazione ortopedica, fissate le tariffe per le prestazioni gestite dall'azienda servizi alla persona. E sempre da Longarone, Maiga Megna, addirittura la gara per gestirla. Alpago e Tambre, famiglia a basso reddito, la legna da arder sarà gratis. Via Crucis lungo le strade di Erto, la rievocazione torna in grande stile. L'appuntamento ovviamente per questo venerdì.
Rocca Pietore, siamo in Agordino, Serrai sono ripartiti i lavori, riapertura tra un anno. Il sindaco De Bernardino ottimista, spero bastino i soldi anche per una griglia. Il Canyon non tornerà all'aspetto di prima di Vaia, ridotto il numero di ponti. Falcade, mercato dei fiori, aperte le iscrizioni e sempre dall'Agordino, Parrocchie del Poi, il bollettino unificato compie 5 anni. Falcade, venduto al bosco comunale, basta alberi sulla strada e ancora Val di Zoldo, modifica la viabilità per la posa dell'asfalto. Pagina 29, varianti, vertice ANAS nei cantieri, giù l'ex colonia di Montagnana Tai. Sindaci e tecnici hanno fatto il punto sulle tempistiche, la ciclabile verrà spostata lungo l'Alemagna. Bonifica bellica necessaria, lì le incursioni dell'aereo Pippo. Lo stabile del comune padovano venne costruito nel 1946 nell'area attaccata perché usata come deposito di materiale bellico. Auronzo di Cadore, pagina 30, rilancio turistico dell'Agudo, vince la proposta della Zip Line, la struttura è al primo posto nel sondaggio lanciato da Auronzo d'Inverno, il comune appoggia il progetto, in programma anche percorsi tematici. Sempre da Auronzo, ammodernati i lampioni nella frazione di Reane e ancora al primo posto per il CAI San Vito c'è la manutenzione dei sentieri. La sezione in assemblea ha tirato le somme su attività fatte e progetti, l'incertezza sui contributi frena la programmazione degli interventi. Dalla rubrica Cultura e Società, sono grato a questa vita così lunga e felice, insegno ai giovani per ripagare il mio destino. Il maestro Bruno Giuranna, violinista e direttore d'orchestra di fama mondiale e cittadino di Asolo per scelta, compie 90 anni e si racconti. L'intervista a firma di Marina Grasso vi aspetta a pagina 31. Gio Bastiani ci inscena nelle vesti di se stesso, allena la creatività attraverso esperienze. Il popolare imprenditore nella prima puntata di Un passo dal cielo, le Dolomiti uno spettacolo, io attore, preferisco vigne e musica. Stasera in TV Altezze diverse, la seconda puntata della fiction, la grande novità di stasera sarà rappresentata da Artem Takuc, tutto ruota attorno a un omicidio scoperto da Manuela Nappi. Sport bellunese, l'evento ricalca il percorso del Giro d'Italia, 2 tappe bellunesi nel Giro e nella provincia del ciclismo. Giovedì 25 maggio, partenza in centro a Belluno e arrivo in Val di Zoldo. Il giorno dopo si andrà a Cortina al suggestivo traguardo delle Tre Cime. Pallamano giovanile, la Youth League a Belluno, da oggi a sabato il top delle squadre giovanili Under 20. Calcio di Serie D, alle 17.30 di oggi al Polisportivo c'è Dolomiti Bellunesi Cerlins. Zanin chiama i tifosi, oggi venite in tanti allo stadio. Sempre dal calcio eccellenza, sabato alle 15 a Sedico Gidoni, che orgoglio di Mana Cavarzano, terza categoria, un sabato di Pasqua infuocato con la Coppa. Rugby, top 10, Marco Capraro cerca il primo trofeo dell'anno. Curling, riflettori sull'Olimpico, oggi e domani in palio gli scudetti delle juniores e ancora per quanto riguarda il rugby Feltre, Garlet ci crede, grande gara a Castelfranco, ora 4 super partite. Hockey Alps League, gara 7 alle 19.15, diretta su YouTube. Cortina Afro, spalle al muro, a Salisburgo serve solo vincere. La serie di semifinale è sul 3-3 e occorre un'altra impresa in trasferta. Luca Zanatta avvisa, dovremo essere molto più concreti sotto la porta. Hockey Serie C, Coppa, il Feltre sa cosa fare, il KO in gara 1 è già dimenticato. Pallavolo, giochi sportivi studenteschi, impresa della Media Ricci, vince la finale veneta e accede alla fase finale. Terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani, nuvolosità in aumento fino a cielo anche coperto di mattina sui monti e dal pomeriggio pure sulla pianura, precipitazioni sui monti sporadiche sulle prealpi per fenomeni locali medio-bassa sulle Dolomiti, per fenomeni sparsi dal pomeriggio sulla pianura sporadiche con probabilità medio-bassa in prossimità dei rilievi per piogge sparse e bassa altrove per piogge locali, sui monti probabilità medio-alta, quota neve sui 1000-1200 metri. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belun. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20 e all'1 ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.